Eder. Mech. Pallister. Sebastiano, non farci preoccupare, come stai? Non sto bene. 4 anni sono troppi. Sono troppi per un marito, per i familiari, per tutti quelli che conoscevano Liliana. Mi manca tantissimo. Sto vivendo in questa casa praticamente da solo. Claudio sostiene che c'è una regia occulta e anche Sergio la pensa allo stesso modo. Per caso sei tu il regista? Cose qua domande non posso rispondere. Mi viene da ridere, scusami. In questi casi in cui scompare la moglie di una persona, certamente il marito è il primo a essere sospettato. Dopo 2 anni viene fuori l'albergatrice che dice che noi litigavamo. Dopo 3 anni viene fuori il preparatore anatomico che dice sai, io forse un movimento ho rotto questa vertebra. Dopo 4 anni viene fuori un pizzaiolo che dice ma sai Liliana gli ho dato questi cioè dove siamo arrivati? Beh, Jack lo squartatore e Buonocore hanno cercato di aiutarti, ma in realtà non conoscevano praticamente Liliana, mentre l'albergatrice la conosceva molto bene, era un'amica che tu stesso invitavi spesso a casa tua a mangiare. Però diciamo la verità, un personaggio come Buonocore ci mancherà, speriamo che possa tornare un altro sabato a casa tua dicendo magari che aveva venduto stavolta a Liliana un cordino. Ma perché è venuto a casa mia dopo tanto tempo? La mia forza, la mia energia viene da questo. A Liliana non avrei mai potuto fare del male, perché è una donna che io ho amato per 32 anni. Io continuo per la mia strada, continuo a vivere. Questo è quello che ho promesso a Liliana. Ho promesso che io continuerò a vivere. Liliana doveva essere eliminata, punto. Probabilmente perché sapeva delle cose che non doveva o non poteva portarsi via da casa. Sebastiano sia stato protetto. Punto, da qualcuno in alto, punto. C'è tutto un tentativo di insabbiare tutto, anche adesso tutte queste stupidaggini che escono dopo 4 anni, uno che dice che ha rotto lui la vertebra, quell'altro che le ha regalato 4 sacchi neri. Non esageriamo perché i sacchi neri non glieli ha regalati, ha messo sul conto di Sebastiano la cospicua cifra di 50 centesimi. Tutti questi che parlano lo fanno perché o consigliati o obbligati o qualcosa di simile. E chi è il consigliatore supremo? Ecco, questa è una bella domanda. Il principale sospettato è messo là anche lui come controfigura. Quindi c'è qualcuno che a un certo punto depista per evitare che si arrivi a lui. È chiaro, è troppo evidente. Il primo è Sebastiano. Perché se viene fuori l'assassino, viene fuori tutta la magagna, viene fuori tutta la storia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.